Euroregione.news. Sostieni la ricerca contro il tumore al seno e la raccolta di fondi promossa dall'ASU Friuli Venezia Giulia e dall'associazione Andos di Udine, coordinata e sostenuta da Despar Nord, che nel solo mese di ottobre ha raccolto la cifra di 114.947 euro attraverso 335.000 donazioni effettuate nei punti vendita a gestione diretta del gruppo Despar in Friuli Venezia Giulia, ai quali si aggiungeranno ulteriori importi provenienti dalla clientela dei negozi affiliati. Un applauso ha accompagnato nella sala convegni dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine lo svelamento dell'importo ottenuto, che andrà a finanziare la ricerca orientata ad individuare strategie diagnostiche e terapeutiche più adatte e mirate nelle neoplasie al seno, studiando la metilazione del DNA. Penso che questo sia un risultato veramente importante che ci fa guardare avanti. Anche in poco tempo si possono fare cose grandi, ha detto il direttore generale di ASU Friuli Venezia Giulia Denis Caporale, e questo ci incoraggia a guardare sempre avanti con fiducia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con più alta incidenza in Italia per i tumori al seno, con 1.500 casi all'anno, ma è anche la regione con il più alto tasso di sopravvivenza, pari all'89,4%, ha sottolineato la dottoressa Carla Cedolini, direttore della struttura operativa complessa di senologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Otteniamo buoni risultati sulle neoplasie al seno, poco aggressive, che costituiscono il 76% dei casi, ma sul restante quarto dobbiamo cercare qualcos'altro. In questa direzione si muove la ricerca sulla metilazione del DNA. I risultati ottenuti nella raccolta dei fondi ci fa sentire la forza della solidarietà. Come utilizzerete questi finanziamenti e quanto sono importanti soprattutto? Allora, i finanziamenti verranno utilizzati in collaborazione col laboratorio del professor Curcio, perché la ricerca è una ricerca basata proprio sulle cellule tumorali. Significa che il nostro compito è quello di fornire al professor Curcio delle fettine di tumori particolari. Ecco, il suo laboratorio analizzerà i tessuti che noi gli diamo, farà delle valutazioni, quindi servono i ricercatori che devono fare tutto questo lavoro di manovalanza, di analizzare le cellule, i reagenti per analizzarle, la statistica per valutare i risultati. Quindi tutto questo pool di persone ci permetterà poi alla fine di conoscere meglio i meccanismi di diffusione dei tumori più aggressivi e anche la loro sensibilità ai farmaci che andremo a somministrare. Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa di Despar Nord, portando i saluti del direttore Fabrizio Cicero e ringraziando dirigenti, ispettori, capi area e cassiere del gruppo Despar per essersi spesi nella raccolta, ha evidenziato l'efficacia della microdonazione sia per i risultati economici di rilievo che si ottengono, che come indice di un corale atteggiamento di fiducia che isola chi si sottrae alla solidarietà accampando sospetti sulla destinazione dei fondi. Tiziana Pituelli ha portato l'esempio dell'Eurospar di Tolmezzo con 13.000 microdonazioni, ma tante altre località e punti vendita della regione hanno testimoniato con i numeri il grande lavoro svolto. Essere vicini al territorio, in modo particolare alle aziende sanitarie. Abbiamo cominciato nel lontano 2011 con il Burlo, è un senso di dovere da parte nostra, un modo anche per dire grazie al territorio che da 65 anni, perché quest'anno compiamo 65 anni, ci ha permesso di crescere. 335.808 donazioni sono il risultato della fiducia che le persone che vengono a fare la spesa da noi ci hanno riposto. È importante mettere il focus anche sulla donazione media. Stiamo parlando di solo 0,34 centesimi. Il lavoro di squadra fatto dalla capacità professionale di tutta la squadra vendite. Sono loro quelli che chiedono: signore, signora, vuole arrotondare lo scontrino? Migliaia di volte. Siamo una famiglia in Friuli che conta quasi 2.500 colleghi, il 65% è donna, quindi quando parliamo anche di tumore al seno non siamo esclusi neanche noi, e quando si parla di salute dobbiamo tutti essere
coinvolti in questo processo di aiutateci ad aiutare, perché domani potrebbe toccarci a noi, quindi nessuno deve essere escluso da questa educazione verso il rispetto della salute e dell'aiuto. Ancora una volta, sensibilità e generosità dimostrata dai nostri clienti ci permettono di essere in prima linea dove serve combattere battaglie sociali, anche complesse come questa. Il commento di Fabrizio Cicero. Per l'assessore regionale Riccardo Riccardi, un'ulteriore dimostrazione che il connubio pubblico-privato da noi funziona perfettamente. Tutti gli intervenuti hanno rivolto un particolare saluto a Mariangela Fantin, presidente dell'Andos di Udine, per la sua instancabile attività divulgativa e di assistenza nell'ambito delle problematiche legate al tumore al seno. Quello di oggi è un passo avanti nel supporto alla ricerca sul tumore al seno e sono convinta, ha detto Mariangela Fantin, che possa sicuramente rappresentare anche un progresso nella prevenzione e nella diagnosi precoce di questa malattia.